Al Cabudan de Sos Poetas quest'anno, insieme all'associazione di cui faccio parte e dirigo questa rivista online che si chiama Kaleidoscope, che è una rivista che si occupa di Turchia, abbiamo deciso di invitare Pınar Selek, che è una scrittrice turca, sociologa, femminista, militante, antimilitarista e che vive in esilio da 10 anni. L'abbiamo invitata per presentare il suo libro Lontano da casa, che è una scrittura poetica della sua esperienza dell'esilio. Con lei abbiamo voluto un po' esplorare la dimensione di un viaggio forzato dell'esilio, quali sono le difficoltà ma anche quali sono le potenzialità che la condizione di esilio offre nel momento in cui si perdono i riferimenti ma si scoprono nuovi mondi. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais une nomade, donc j'ai réussi à passer de l'exil à un nomadisme. Et je ne veux pas partir, je veux rester tout le temps ici parce que cette rencontre que vous organisez, et j'ai appris que depuis 15 ans, donc cette rencontre-là qu'on a fait ici maintenant, c'est magique. Et je sais que c'est pas un rêve, mais je crois que on va grandir ensemble, mais je me sens partie de cette île maintenant. Quest'anno al Festival della Poesia di Seneghe anche l'Università di Cagliari ha avuto un ruolo nella parte propriamente turcologica, anche in collaborazione proprio con Kaleidoscope e con la collega Lea Nocera, perché con grande piacere collaboriamo da tempo ed è stato un grande piacere che sia cominciato con Pınar Selek, un personaggio che rappresenta veramente l'altra Turchia, forse meglio di tutte e di tutti, quella Turchia che ci piace, la Turchia che piace a Kaleidoscope, che va oltre lo stereotipo, quello che si è imposto nei media, che sarebbe la Turchia repressiva di Erdogan e che non lascia spazio ad altro. No, la Turchia è anche la poesia di Pınar Selek e il discorso dell'esilio, della migrazione e dell'identità che c'è sempre. L'autre Turquie efface les frontières et crée d'autres façons de communiquer avec les Sardi et avec les autres. È vero, indubbiamente. Lei ricorda una frase di Virginia Woolf nel libro che è appena uscito per Fandango: come donna non ho paese, come donna il mio paese è il mondo intero. Ringraziamo appunto Pınar Selek per essere venuta a Seneghe al Cabudan.